Giuseppe Di Rosa, una conferenza stampa stamani per ribadire determinate priorità su un ricorso del Comune, il caso cosiddetto Gellia. Cosa c'è di nuovo? Cosa propone lei? Le ragioni di questa conferenza stampa? Ma intanto sarebbe corretto dire che si chiama caso Gellia, ma il caso Gellia, oggi Gellia è la vittima del comune, perché, per fare giusto un excursus, questa azienda prima gli viene detto presenta un progetto esecutivo per delle costruzioni al villaggio Mosè, gli viene rilasciata una concessione edilizia, prima ancora di rilasciare la concessione edilizia le vengono fatte versare le quote di 250.000 euro per le opere di urbanizzazione, poi gli si dice che non gli si può dare più, poi ancora perché loro vincono un ricorso gli si rilascia una concessione edilizia e nel frattempo il comune si appella e fa ricorso al CGA. Oggi sento dire che il sindaco gioisce per questa sentenza, c'è poco da gioire. Gellia diventa vittima, Gellia oggi non è solo vittima, ma oltretutto sfido chiunque a non dire ai tre colossi ai quali sono date in concessione, in affitto questi locali, di non fare ricorso al comune per un risarcimento del danno. Gellia certamente chiederà un risarcimento del danno milionario, si parla di almeno 100 milioni di euro, e sfido oltretutto, con i problemi di bilancio che ha il comune di Agrigento, il dirigente degli affari economici a non inserire nel prossimo bilancio questa sentenza, cioè significa la morte del comune di Agrigento. Questa amministrazione sta dimostrando che forse l'unica cosa bella, l'unica cosa giusta che sa fare è accompagnare al dissesto un comune. Dopo Porto Empedocle accompagneranno sicuramente Agrigento e noi ne piangeremo le conseguenze. Dico noi, gli agrigentini che pagano le tasse ad Agrigento. Perché questa conferenza stampa? È inappellabile ciò che dice il CGA oggi, cioè il CGA dice andate a dare esecuzione a una sentenza. La sentenza dice immediata presa in carico da parte del comune di questi fabbricati, immediato abbattimento e caricare le spese al proprietario. 100 posti di lavoro oggi vengono messi in discussione, una proprietà diventa vittima di un comune di Agrigento che ricorre, ma nel frattempo assegnava le concessioni edilizie. Con il mio movimento politico chiederemo l'immediata sospensione di tutto. Stiamo chiedendo già ufficialmente le concessioni edilizie che ha rilasciato questa amministrazione dal 2015 al 2019. Invieremo a giorni il dettagliato esposto che avevamo già inviato alla regione che ha già chiesto dei chiarimenti al comune. Il comune doveva rispondere entro il 12 di questo mese, non ha ancora risposto. Il verbale della seduta consiliare 248 del 27/11/2019, nella quale seduta il presidente e la presidente di questo consiglio comunale, del consiglio comunale di Agrigento, si è permessa di leggere la determina dirigenziale che di fatto sanciva che il comune di Agrigento non aveva un consiglio comunale. La conclusione è questa: chiederemo l'immediato intervento del Ministero dell'Interno, l'immediato invio di un ispettore e, perché no, potrebbe anche essere richiesto da noi il decadimento per infiltrazioni di interessi molto ma molto pesanti all'interno del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale viene sì estromesso dal decidere su un mezzo su cui può decidere solo il Consiglio Comunale, cioè il piano regolatore generale, che è competenza esclusiva del Consiglio Comunale, con una determina dirigenziale, ed è chiaro, palese a tutti, che ci possono essere solo degli interessi.